Sono state sicuramente le ultime 24 ore molto impegnative per quanto riguarda l'attività della società di recupero stradale Biasion di Arzelgrande. Infatti ci sono state due operazioni particolarmente complesse per il recupero di mezzi pesanti finiti fuori strada. Il primo intervento è avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì a Bosco Chiaro di Cavarzare, in via Vittorio Veneto. Un autoarticolato, probabilmente seguendo le indicazioni del navigatore, si è ritrovato poi su una strada troppo stretta, finendo incastrato tra la stradina dell'Adige e un'abitazione. Per liberarlo sono state necessarie diverse ore di lavoro, durante le quali un'abitazione vicina ha riportato qualche leggero danno a una parete. Ma poi l'intervento più impegnativo, e anche che ha impegnato di più il traffico, è stato quello che è avvenuto nella mattinata di giovedì, durante la notte di giovedì, all'altezza, sempre nella strada statale Romea, nei pressi di Rosara, e un altro mezzo pesante è uscito di strada appoggiandosi contro fatalità il nuovo guardrail che è stato installato da qualche settimana, causando il cedimento di una parte della carreggiata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco e anche per permettere le operazioni di recupero si è resa necessaria la chiusura temporanea del traffico, della Romea ovviamente. Fortunatamente in entrambi gli incidenti nessuno si è fatto male, nel caso di Boscochiaro l'autista molto probabilmente è rimasto vittima di un errore di navigazione, mentre l'incidente sulla Romea, così a priori non si escluderebbe un colpo di sonno dell'autista come possibile causa della fuoriuscita in strada. AF Energia ci trovate in Viale Mediterraneo 135 a Sottomarina, dal lunedì al venerdì 8.30, 12.30, 14.30, 18.30. Offriamo il servizio luce, gas, prezzo fisso, prezzo variabile, telefonia, fibra o ADSL per famiglie, imprese e condomini. Qui da noi potete effettuare anche il pagamento delle vostre bollette a una commissione ridotta di 1,30 euro.